Le hanno tappato la bocca con il nastro adesivo e poi l'hanno bendata e legata mani e piedi con delle fascette. In balia di 2 malviventi sono stati lunghi attimi di terrore per una domestica 55enne. L'assalto in questa villa a 2 Carrare, siamo in via Figaroli. Questa mattina la donna era sola. Il proprietario, un noto imprenditore del mobile, era all'estero per lavoro, la moglie fuori per delle commissioni. Sola nell'abitazione, la domestica stava rassettando la camera da letto quando è stata sorpresa alle spalle da 2 banditi incappucciati che l'hanno immobilizzata e imbavagliata. A colpo sicuro poi si sono diretti verso la cassaforte e in pochi minuti con il flessibile l'hanno aperta e hanno fatto razzia di soldi e gioielli, un bottino ancora da quantificare ma che può raggiungere le diverse migliaia di euro. Solo dopo circa 3 ore la domestica è riuscita a sciogliere le fascette che le legavano mani e piedi e a strappare il nastro adesivo. Subito ha chiamato la padrona di casa e insieme hanno avvertito i carabinieri che sono giunti sul posto per i rilievi. I banditi hanno parlato poco ma pare avessero un accento dell'est, ha raccontato sotto shock la donna, che però ha rifiutato di farsi medicare.